Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Furbetti del cartellino a Melito Portosalvo, dove sono stati arrestati e posti ai domiciliari 7 dipendenti comunali, si sarebbero allontanati dal posto di lavoro senza effettuare la timbratura del badge o scambiando il proprio badge con altri dipendenti. Vediamo. Le telecamere piazzate dai carabinieri ancora una volta incastrano i cosiddetti furbetti del cartellino. Questa volta nei guai sono finiti 7 dipendenti del comune di Melito Portosalvo, nel Reggino. Il sistema è il solito. Dopo aver timbrato il badge o scambiando il proprio con altri dipendenti, gli impiegati si allontanano dal posto di lavoro per fare la spesa, andare al bar o anche per prendersi cura del proprio appezzamento di terreno. E c'era anche chi, dopo una fase di riscaldamento nell'atrio del comune, si dedicava a vere e proprie sessioni di running quotidiane della durata di circa mezz'ora, svolte all'interno del chiostro di un edificio comunale. I fatti risalgono al periodo compreso tra marzo e aprile 2016, a ridosso delle consultazioni referendarie. Per quell'occasione il comune stanziò delle somme di denaro da utilizzare per pagare agli impiegati lo straordinario elettorale, ma le indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Calabria e condotte dai carabinieri della Compagnia di Melito Portosalvo, dai carabinieri forestali e da personale del Corpo di Polizia Municipale, hanno accertato come alcuni dipendenti comunali, pur risultando regolarmente in ufficio per le ore di straordinario, in realtà erano da tutt'altra parte. L'operazione è stata denominata Ubiquitas e così oggi in comune sono arrivati i carabinieri che hanno notificato ai 7 impiegati l'ordinanza di custodia cautelare. I dipendenti sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Adesso 4 impiegati dell'ufficio anagrafe, un messo notificatore, un dipendente dell'ufficio opere pubbliche e il dirigente pro tempore dell'ufficio SUAP urbanistica dovranno rispondere a vario titolo di truffa aggravata ai danni del comune di Melito Portosalvo e falsa attestazione della propria presenza. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!